Macagnana duro, crisi orchestrata da Dall'Agnol con Siamo Lamon. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di lunedì 19 gennaio 2026, notizia presente sul Corriere delle Alpi a pagina 20 che apre appunto l'edizione di oggi. All'interno delle notizie riferite al Feltrino siamo appunto a Lamoni, il sindaco contrattacca: perché dimettermi, ho dato tutto per la comunità, ho concesso fiducia, ripagato dalla mancanza di impegno. Questa è la sua dichiarazione che troviamo in questo articolo a firma di Laura Milano. Il sindaco senza maggioranza abdica giocoforza, ma lo fa con il botto. Macagnana ne ha per tutti, mettendo in fila valutazioni al fulmicotone sull'operato di consiglieri delegati, assessori e sulle trame del doppio giochismo intessute da mesi con una parte della minoranza consigliare per affossare il lavoro del sindaco e del suo vice su istanze importanti per la comunità ma sgradite a qualcuno. La critica sterile non appartiene al mio stile e mai l'ho praticata, scrive l'ex sindaco Loris Macagnana nella sua nota. Non mi sento di tacere casi come quelli delle consigliere delegate all'agricoltura e beni comuni, alle manutenzioni e accessibilità, allo sport o dell'assessore al commercio e turismo che in quasi 4 anni di mandato non sono stati in grado, nonostante tutti gli stimoli e il sostegno immaginabili, di impostare azioni rilevanti nei rispettivi ambiti di competenza in ragione delle loro personale scelta di dedicarsi in via del tutto residuale all'amministrazione, o ancora dell'assessore al commercio e turismo che, decisosi a gestire un progetto che non aveva possibilità di arrivare a compimento, ha poi sostanzialmente azzerato il suo apporto, limitandosi a promuovere piccole azioni di poca rilevanza per dedicarsi, insieme all'assessore alle politiche sociali e scolastiche e all'assessore ai lavori pubblici e urbanistica, al polemizzare e alla costante messa in discussione di ogni dettaglio dell'attività amministrativa del sindaco, nonché della sua vita privata, sulla scorta di una presunta saggezza che ad oggi rimane tutta da dimostrare. Eppure le dimissioni presentate sabato da un nutrito gruppo di consiglieri non sono state, sottolinea l'ex sindaco, un fulmine a ciel sereno, ma la diretta conseguenza del mio rifiuto all'offerta formulatami alcune settimane fa dagli stessi di dimettermi dalla carica per, a detta loro, uscirne dignitosamente. Il mio rifiuto è stato dettato dalla convinzione che la dignità sia di chi dà tutto se stesso per tener fede al compito di curare gli interessi della sua comunità, non di chi racconta la balla più convincente soltanto per sfuggire indenne delle proprie responsabilità. Ai miei collaboratori, sono sicuro, ho sempre garantito i più ampi margini di autonomia possibili, spesso anche a discapito di idee per me importanti o proposte a cui tenevo, a titolo di esempio la revisione del trasporto scolastico a vantaggio delle famiglie in quota o la volontà di dotare Lamone di servizi di soccorso adeguati, nella convinzione che fosse necessaria per consentire che le diverse sensibilità e capacità potessero esprimersi nella loro pienezza di vantaggio della comunità. Di questa autonomia però sono stato spesso ripagato con la più profonda e assoluta mancanza di impegno da parte di alcuni, da altri con proposte inconcludenti o incoerenti con la capacità dell'ente e con le priorità stabilite dalla maggioranza stessa. E sempre in merito alla crisi politica a Lamon, un ulteriore articolo sempre a firma di Milano, i commenti 90, situazione nota ma la colpa non è di uno solo. Il sindaco Loris Macagnana è risultato essere stato l'agnello sacrificale al momento dell'elezione e il capro espiatorio ora, quando si sono appalesati inesperienza e mancata coesione nel gruppo di maggioranza, lo dice l'ex sindaco di Lamon Ornella 90, che ha retto le sorti del comune dal 2017 al 2022, quando con il Coup d'état, che spesso ha connotato l'ultima ora del deposito delle liste elettorali, effetto Lamon si è aggiudicata nelle urne la maggioranza decisa dei consensi. Ma poi le pecche del colpo di scena che ha messo in campo, cioè il governo del paese, appunto la lista dell'ultima ora, si sono manifestate. Ecco quanto dice 90, che non esclude la sua partecipazione a qualche titolo all'imminente kermesse elettorale per il rinnovo amministrativo dell'ente. Devo dire che quanto ha portato alla caduta dell'attuale amministrazione era cosa ormai risaputa da tempo, ma che speravo non si avverasse, perché tutto questo aprirà un momento di transizione non facile per il nostro comune. Analizzando tutto il percorso di questi ultimi 3 anni, posso affermare che i punti deboli di questa amministrazione erano già evidenti da subito, ma si sperava che il passare del tempo avrebbe portato ad una crescita personale e amministrativa di tutti i componenti di giunta e consiglio.
L'approfondimento appunto di Milano vi aspetta a pagina 20 del Corriere delle Alpi. E passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi, diamo uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina dell'edizione di oggi di lunedì 19 gennaio 2025. Ecco come si apre la notizia principale, che ovviamente riguarda non solo la provincia ma l'intera regione. La luce delle Olimpiadi accende i giochi veneti, entusiasmo per la staffetta, passaggio della torcia tra i due tedofori israeliano e palestinese. Domenica tappa Belluno il 26 a Cortina. In migliaia seguono l'arrivo della fiamma e la cerimonia a Verona con Simeoni, Valbusa e Canzian. Le migliaia di persone accalcate davanti alle transenne sono il racconto di un appuntamento con la storia. La torcia olimpica è arrivata in Veneto, domenica la tappa a Belluno e il 26 a Cortina. Gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 3. E il Corriere delle Alpi vi ricorda che mancano 18 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ma sempre a proposito delle Olimpiadi, Fondazione Mico, Viabilità e Park, un'app spiega come muoversi. Viabilità olimpica e caos parcheggi scambiatori. Dopo le proteste, Fondazione Milano-Cortina ha approntato una apposita app per orientarsi. L'approfondimento di Michielli da pagina 4 a pagina 5. Il caso affitti turistici alle stelle, ospiti in fuga a prezzi limitati. Un anno fa c'era chi chiedeva 200.000 euro per affittare casa in centro a Cortina nel periodo olimpico, ma dopo un anno di tentate speculazioni oggi i prezzi si sono abbassati, dato che tanti turisti hanno risposto picche. Prezzi abbassati sia degli affitti che delle camere d'albergo. A pochi giorni dai giochi i posti letto liberi non mancano. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 16. A Gordino l'automedica operativa 24 ore su 24 ha salvato 3 vite in 2 settimane. Funziona il servizio di automedica H24 del coordinamento a Gordino e Zoldano dei volontari delle ambulanze. L'approfondimento di Paolo Dallanese a pagina 17. La Moon, sindaco a casa, ma Cagnan dopo la sfiducia è una crisi orchestrata. L'approfondimento di Milano a pagina 20. Richiamo anche in merito a una notizia che interessa il Cansiglio. Lupi a caccia di cibo. Mai visto un branco di lupi così numeroso sull'altopiano del Cansiglio a Tambra, almeno 15 esemplari. Lo ha intercettato e filmato Alex Gava, dato che i predatori si sono presentati a pochi metri dal suo allevamento in Val Menera, dove l'imprenditore conduce un agriturismo con caseificio e decine di bovini, pecore e capre. Appunto, i lupi erano a caccia di cibo. Non avevo mai visto 15 lupi tutti insieme, dice. L'approfondimento lo troverete a pagina 19. Sport, snowboard, la bellunese vince la Coppa del Mondo in Bulgaria. Un altro oro per Elisa Caffont che culla il sogno olimpico. Elisa Caffont, la vediamo in questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, felice sul podio di Bansko in Bulgaria. L'approfondimento di Di Michiel a pagina 42. Fatti di carattere internazionale che trovate come richiamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. L'Europa reagisce alla stretta degli Stati Uniti, Meloni sui dazi, Trump si sbaglia. L'approfondimento di Bagnoli e Gasparetto da pagina 6 a pagina 7. Notizie dal Veneto, i produttori di vino alle prese con troppe scorte in cantina. L'articolo di Cescon lo troverete nell'inserto centrale Il Nord-Est Economia. Dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano ci porta a una situazione presente nel carcere bellunese. Siamo ovviamente al carcere di Baldenic, acqua gelata nelle celle, la denuncia di ristretti orizzonti, sovraffollamento e mancanza di agenti. Restano molti i problemi del carcere. L'acqua che esce dal rubinetto è gelata, non importa che sia estate o inverno, accade nelle celle del carcere di Baldenic, il cui grado di sovraffollamento, secondo gli ultimi dati raccolti da ristretti orizzonti, è del 130% aggiornati al 13 dicembre 2025. Potrebbe essere anche di più, è l'affermazione amara di Robert Darè, segretario generale FNS CISL Belluno Treviso. Al momento una sezione è chiusa, quindi quella percentuale potrebbe essere anche più alta. Il carcere di Belluno risale agli anni 30 del Novecento. Se non fosse per le sbarre alle finestre sembrerebbe quasi una grande villa vista dall'esterno. Un tempo era una struttura di massima sicurezza a cui è stato rinchiuso anche il boss Raffaele Cutono. Poi le cose sono cambiate, sono stati costruiti istituti di pena più moderni e adeguati alle esigenze cautelari. La destinazione è diventata casa circondariale. L'approfondimento di Moranduzzo a pagina 3. Foto di copertina: l'incidente distrutta l'abitazione di 2 famiglie a Gordina, guasto ai freni, il camion sfonda la casa. Il camion e la voragine che ha provocato dopo aver centrato la casa che vediamo in questo scatto. Tragedia sfiorata, l'approfondimento a pagina 7.
Sedi cooperazione accessibilità, così Libano sta cambiando. Il comune di Sedico ha ottenuto 70.000 euro nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR per realizzare un piano di abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola primaria di Libano. A darne notizie è la stessa amministrazione. L'ottenimento del finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tali risorse saranno interamente destinate all'efficientamento e al miglioramento dell'accessibilità della scuola primaria. L'approfondimento di Pasuk a pagina 6. La Mona, anche il Gazzettino di Belluno, dedica un richiamo alla crisi politica presente nell'altopiano feltrino. Sindaco solo, ma il comune ora è più solido. Rimango pur consapevole delle mancanze che posso aver avuto, convinto di lasciare ai lamonesi un ente più solido di come l'ho trovato e più in grado di rispondere ai bisogni della comunità. Sono parole di profonda amarezza, quelle dell'ormai ex sindaco di Lamona, Loris Macagnan, all'indomani delle dimissioni dei suoi assessori e di gran parte dei consiglieri. Una decisione che ha provocato la decadenza aprendo al commissariamento. L'approfondimento di Scarton a pagina 5. L'ultimo saluto a Zantonini, oggi il presidio a Cortina. Ciao zio, mi piace pensare che siamo qui per accompagnarti in un nuovo inizio della tua vita con le emozionanti parole della nipote. Brindisi si è stretta per l'ultimo saluto a Pietro Zantonini, il vigilante deceduto la notte del tra l'8 e il 9 gennaio a Cortina d'Ampezzo, nel cantiere dello stadio del ghiaccio che ospiterà le Olimpiadi invernali. Ieri nella chiesa del Sacro Cuore dei Salesiani si sono tenuti i funerali del 55enne. La comunità, unita nel cordoglio alla famiglia della vittima, ha partecipato alla celebrazione con silenzio, affetto e riservo. Intanto oggi alle 10:30 davanti allo Stadio Olimpico del Ghiaccio a Cortina il presidio dei sindacati. L'approfondimento a pagina 8. Belluno, conto alla rovescia per la Fiaccola, alpini al lavoro per ripulire la città, cappello alpino rinnovato sul ponte delle Penne Nere. 2 soci della sezione Anna del capoluogo, su richiesta del sodalizio stesso, hanno sostituito il vecchio telo che resisteva dal 2012, anno in cui lo stesso gruppo lo ha installato. Lino De Pra, presidente Anna Belluno: abbiamo cambiato la tela, poi l'arrivo della Fiaccola. L'approfondimento di Giovanni Santin a pagina 2. Trionfo Caffont, lo snowboard parla bellunese. Coppa del Mondo, ben 16 i podi stagionali dei nostri campioni. Sembra veramente un momento magico per i campioni bellunesi degli sport invernali, gli stessi che tra un paio di settimane vedremo in azione alle Olimpiadi invernali. Sono ben 16 infatti i podi complessivi in Coppa del Mondo, quindi numero che da qui ai Giochi di Milano Cortina 2026 potrebbe crescere ancora, visto che torneranno in gara tutti i principali protagonisti di una stagione che, prima ancora di vivere il momento clou, può essere già considerata straordinaria. L'ultimo dei 16 podi arriva dalla Bulgaria ed è il gradino più alto, quello riservato alle vincitrici. Merito di Elisa Caffont, regina dello snowboard, una disciplina che parla bellunese. Perché non vince la bellunese di Cavarzano, allora vince la gordina Lucia Dalmasso, 2 volte prima la scorsa settimana e ieri fuori in semifinale nel derby dolomitico. 4° posto alla fine per la Falcadina. Caffont domina anche la classifica di Coppa del Mondo dopo il trionfo di ieri in Bulgaria. L'approfondimento di Tavosanis a pagina 11. Ancora sport, fantastico Elia Barpa, si parla di sci di fondo, a soli 3 secondi dal primo podio individuale in carriera. Elia Barpa continua a crescere e ieri a Oberhof in Germania si è piazzato al 4° posto nella 10 km a tecnica classica. Mai in Coppa del Mondo il trichianese e falcadino d'adozione si era visto così in alto. L'approfondimento a pagina 11. E ancora sport. In questa prima pagina del Gazzettino di Belluno, Eurogol, Qualzago, Sandonà sconfitto, passo avanti del Cavarzano verso la Serie D. L'approfondimento di Dauru da pagina 12 a pagina 13. Sci di fondo, Cagnati, Milani, squilli tricolori sul circuito di Falcade. L'approfondimento di Fontaniva a pagina 20. E ancora sport rugby, la striscia negativa del Feltre si ferma a Viadana, pari 24-24. Dopo 7 partite e 7 sconfitte, i Granata finalmente riescono a uscire dal campo con un risultato positivo grazie a una fantastica rimonta. L'approfondimento di Mammani a pagina 23. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.